Venerdì 17 febbraio 2025, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riferita all'edizione di oggi è la seguente: Ater picco di domande. L'allarme della conferenza dei sindaci dell'USL numero 1 Dolomiti: per molte persone non basta nemmeno il canone calmierato per arrivare a fine mese. Sulle richieste di case popolari, sempre più serie le condizioni economiche e sociali in provincia. Case popolari, domande in aumento nel Bellunese. I più recenti dati dell'Ater parlano di 318 richieste, come in aumento il numero dei candidati che versano in gravi condizioni non solo economiche ma anche sociali. L'allarme dei sindaci dell'US numero 1 Dolomiti: spesso nemmeno il canone calmierato delle case popolari, se uno riesce ad averne una, permette una vita autonoma. L'approfondimento di Paola Dallanese lo troveremo a pagina 16. Rinforzi a presidi e pattuglie, grandi eventi, più controlli a pedoni e passeggeri. L'approfondimento di Cristina Contento a pagina 15. E ancora a Feltre, lavori pubblici, approvati interventi per 1 milione di euro. L'approfondimento di Curto a pagina 19. Sempre dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, Sanremo, altro successo per la manager veneta Donà. Da Mengoni a Olli vince Marta. L'approfondimento a pagina 21. E la foto di copertina è dedicata a una bella notizia invece che interessa lo sport bellunese: calcio di Serie D. Successo a Ciserano mentre il Treviso esce sconfitto nel derby sul campo del Mestre. La Dolomiti vola a più 5. Vediamo in questo scatto appunto un momento della partita Virtus Ciserano Dolomiti, vinta 0-2, il gol di Cherif Diallo che suggella il successo bellunese. L'approfondimento di Dapoiana, pagina 26 e pagina 27. E ancora verso le Olimpiadi, proposta di Open Olympics, confronto pubblico con Simeco sui cantieri. L'approfondimento di Micheli e Dalmas a pagina 17. E il Corriere delle Alpi ci ricorda che mancano 350 giorni appunto alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Queste le notizie principali che troviamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi dedicate alla provincia di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano è la seguente: l'energia scuote l'industria della neve, le bollette aumentano e ne risentono i bilanci delle società degli impianti, gli albergatori costretti ad alzare i prezzi. L'approfondimento di Fontanive da pagina 2 a pagina 3. La foto di copertina invece ci porta a Sedico, migliaia al carnevale, ironia anche sugli autovelox. Sfila il carro mascherato Pro Fleximen. Alla sfilata di Sedico un carro per il giustiziere degli autovelox, come si può vedere da questo scatto. L'approfondimento di Pasuc a pagina 8. Sovramonte, Palarossa, pronta per fine anno. Procedono senza sosta i lavori per la costruzione della galleria Palarossa nella zona nord, dove sorgerà l'uscita del traforo. Sono in fase di realizzazione il tunnel artificiale lungo 17,50 metri che permetterà di attraversare il Rio Molina e la sua stretta valle, collegando la nuova tratta della strada statale 50. Lavori conclusi entro la fine dell'anno. L'assicurazione ufficiale delle opere entro la fine del 2025, assicura Veneto Strade. L'approfondimento di Bertoglio a pagina 6. Costantini e Mosaner, coppia d'oro a Sanremo. L'approfondimento di Dibona a pagina 11. E ancora sport, anche il Gazzettino di Belluno dedica spazio alla vittoria della Dolomiti Bellunesi. Dolomiti a più 5 sul Treviso, adesso è vera fuga. Ancora sport, San Donà crolla a Mantova e Belluno lo aggancia in vetta al campionato. Altra bella notizia per lo sport bellunese, in questo caso che interessa il mondo della pallavolo. Sorpresa a Vitozia, alla Gran Fondo della Val Casies, bello, mi mancava un vero pettorale. Ancora sport, altri 2 richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Hockey, playoff donne, Zoldo vittorioso in gara 1 di semifinale. L'approfondimento di Santina a pagina 20. Calcio, gioie e dolori in eccellenza, ripartita la terza categoria. L'approfondimenti da pagina 14 a pagina 17. E a pagina 2 la notizia che ha aperto questa edizione del Gazzettino di Belluno: caro energia e turismo, industria della neve, i costi alle stelle e bollette salasso. Gli importi per l'elettricità incidono per il 20% sui bilanci funiviari. La prima voce è quella dei dipendenti, alla fine i conti non quadrano più. Questa è un'intervista al vicepresidente Enrico Ghezze di ANEF Esercenti Funiviari. Un'intervista fatta da Claudio Fontanive. Leggiamo alcune parti di questa intervista messe in primo piano dai titoletti. Il vicepresidente di ANEF: le spese delle società negli ultimi 4 anni hanno avuto un balzo del 30%. Il direttore di Alleghe Funivie: l'energia va per 33
53% sull'impianto di risalita e per il 66% all'innevamento. E a proposito di innevamento artificiale, in Francia e Spagna pagano metà, rischiamo di non essere competitivi. Manuel Roncat all'estero aleggia l'idea che le Dolomiti siano più care di altre località. Questa è la riflessione del vicepresidente di Arapa Fodom Turismo, appunto Manuel Roncat. E sempre in merito al turismo, noi costretti ad alzare il prezzo delle camere, i rincari iniziano a pesare anche sugli hotel, come spiega Federalberghi. Il presidente Walter De Cassan: dobbiamo adeguarci agli aumenti. Siamo imprenditori e non possiamo quindi sempre fare beneficenza, ma poi passiamo per speculatori. Questa è una dichiarazione sempre di De Cassan. Antonella Schiena invece di Promo Falcade: bisogna essere vigili, attenti e informarsi sul mercato libero. Bando regionale, fondi disponibili anche per le locazioni turistiche. Bella notizia in questo caso che interessa gli albergatori bellunesi. L'associazione di categoria Arbav: presenteremo queste opportunità con incontri dal 12 marzo in poi. Siamo a pagina 5, notizia che ci porta nel capoluogo. Stadio, corsa contro il tempo e il meteo, l'assessore Roccone: il cronoprogramma è rispettato, lavori da 9 milioni e mezzo e le cose devono essere fatte bene. Poi lo sfogo contro i Leoni da tastiera, tutti allenatori quando gioca la nazionale tranquilli che la partita si fa. Scuola in rete immerge gli studenti nelle cronache dell'Europa dell'Est, alta notizia che troverete in questa pagina del Gazzettino di Belluno. 2 conferenze la mattina con i ragazzi al Teatro Buzzati, la sera alla Sala Bianchi con la cittadinanza. E domani invece l'addio a Zanodo, lo sci alpinista di 69 anni. Si terranno domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di Lamosano in comune di Chiesa d'Alpago i funerali di Franco Zanono, lo sci alpinista volontario morto sabato per malore improvviso mentre stava tracciando i percorsi della Transcavallo. L'uomo, che aveva 69 anni, lascia la moglie Gloria, i figli Inder e Mangla e i parenti tutti. Era alpino e si invitano le penne nere a partecipare con il cappello. Notizia che ci porta tra Lamone e Sovramonte. Pala Rossa si scava a nord, sarà pronta per fine 2025. Proseguono i lavori per la galleria tra ruspe e preparazione dei terreni. Veneto Strade fa il punto dell'opera e assicura che sarà terminata quest'anno. Notizia di spalle: liceo scientifico STEM, robot a Palazzo Bianco, opere realizzate dagli studenti del Canossiano. Sempre dalla Valbelluna questa medaglia d'oro alla solidarietà, il premio San Valentino consegnato a Edi Fontana, storico amministratore volontario. Per lui pioggia di segnalazioni, l'ex vice sindaco ha destinato il controvalore del prezioso metallo della onorificenza alle famiglie in difficoltà. Borgo Valbelluna, sport e inclusione, in campo alla scuola di Melo. Una decina di ragazzi nel comprensivo ha partecipato al torneo di calcio da tavolo. Da Longarone costruire, omaggio al maestro frescatore Vico Calabrò, il grande pittore che vediamo in questo scatto assieme al sindaco Roberto Padrin. Uno dei miei meriti è quello di essere riuscito a far avvicinare all'arte molti giovani. Siamo a Sedico, Carnevale, un carro contro gli autovelox dedicato a Fleximan. In migliaia la prima sfilata del 2025 fra maschere e spettacoli, poi la canzone per il vandalo che ha abbattuto molti apparecchi. Era la Domenica dei Poveri, nel corteo anche tanti rollate, altro articolo che interessa il carnevale in provincia di Belluno. Da Sedico passiamo a Sappada e vediamo ovviamente le mitiche e storiche maschere di Sappada. Lutto invece a Domegge di Cadore, muore e lascia una casa di 320 metri quadrati al comune. Sono le ultime volontà di Santina Girolami, che ha donato l'abitazione di via Risorgimento. Quindi una brutta notizia per la morte appunto della signora Santina Girolami, ma una bella notizia per quanto riguarda la comunità dove viveva a Domegge di Cadore per la donazione di questa sua abitazione all'amministrazione comunale. E dall'agenda quei peones al di qua di Dogana Vecchia, cartolina dal Pelmo, la rubrica di Enzo Bozza. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso invece all'interno del Corriere delle Alpi con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima notizia la troviamo a pagina... Andiamo avanti, la troviamo a pagina 15 ed è la seguente: sicurezza, controlli a passeggeri e pedoni, la polizia aumenta la vigilanza negli eventi, più volanti sul territorio. Anche in questo primo weekend di sfilate di carri sarà replicato il pattuglione antifurti nelle case, non solo per il carnevale. Incidenti in montagna, ragazzini cadono sulla neve, trasferiti all'ospedale. Ancora a Montebelluno, trovato con addosso droga, donna segnalata al prefetto.
Continuiamo con la notizia invece che ha aperto questa edizione del Corriere delle Alpi. Case popolari, domande in aumento e crescono gli utenti con gravi disagi. L'allarme dei comuni, il solo canone calmierato non è più sufficiente per una vita autonoma. L'articolo a firma di Paola Dallanese. Sono sempre più disagevoli le condizioni economiche e sociali di coloro che chiedono un alloggio di edilizia residenziale popolare, ERP, segno che la popolazione bellunese si sta impoverendo, con tutti i risvolti negativi per i territori. L'allarme viene dai 60 comuni che fanno parte della conferenza dei sindaci dell'USL numero 1 Dolomiti e che l'hanno inserito a chiare lettere nelle linee di indirizzo e di coordinamento per la stesura del piano di zona. Un'analisi che riguarda l'intero territorio ed evidenzia i dati demografici e i loro risvolti negli aspetti più diversi della vita sociale e abitativa della provincia. L'Ater di Belluno è proprietaria e gestisce in tutta la provincia circa 1600 alloggi di edilizia popolare e si occupa altresì della gestione di alloggi ERP comunali. Infatti i comuni di piccole dimensioni del territorio si sono affidati all'azienda territoriale per edilizia residenziale per gestire i bandi e tutto quello che ne consegue per accedere a questi alloggi. E questo perché i comuni in materia di edilizia residenziale pubblica non sono nella maggior parte dei casi strutturati per svolgere questa importante funzione. Anzi, su 60 enti locali, 33 si avvalgono dell'Ater per tutte le procedure per l'assegnazione degli alloggi, mentre è soltanto Feltre a non avvalersene grazie al supporto dell'azienda feltrina. Tra i territori che si appoggiano ad Ater ci sono ad esempio i comuni di Perarolo, Aronzo, Cortina, Calalzo, Longarone e Belluno, ed è proprio guardando a queste pratiche che si evince come la popolazione bellunese si stia impoverendo. E a proposito di sociale, nuovo contratto operatori, l'USL numero 1 Dolomiti sborserà 55.000 euro in più per i minori bellunesi gestiti in comunità terapeutiche per disagi psichici o per dipendenze, incrementi anche per i comuni. Siamo a pagina 17 del Corriere delle Alpi. Cantieri dei Giochi, continua lo scontro botta e risposta Open Olympics Simico, replica e controreplica tra la SPA responsabile delle opere e le associazioni accusate di aver strumentalizzato i dati. Invitiamo società e comune a un confronto pubblico. Leonardo Ferrante, responsabile di scuola e comunità monitoranti del gruppo Abele e Libera. L'intervista in questo caso a firma di Francesco Dalmassa. Continuiamo con pagina 18 del Corriere delle Alpi. Siamo a Longarone, fiere SOS per la montagna, Bottaccina l'assessore regionale, meno fisco, De Carlo, senatore bellunese, no, meglio dare più incentivi. Dibattito alla fiera di Longarone in seno a costruire la via dei crediti di carbonio, il registro è in ritardo. Siamo a Feltre, la giunta approva 6 interventi tra Zermen, Villaga, Vignui, Vellai e Tomo, il pacchetto di lavori supera il 1,5 milioni di euro, l'assessore Bona, opere fondamentali per la sicurezza. E dalla rubrica Cultura e Società, spazio al Festival di Sanremo, le pagelle, il menestrello Corsi vola, Cristì che apre il cuore, i nostri voti, un coraggioso Fedez, Giorgia resta una dea. La notizia e l'approfondimento vi aspetta in questa edizione del Corriere delle Alpi. Concentriamoci invece sulla rubrica Giorno e Notte. Siamo a Sedico, un fiume umano per i carri da Flessiman al Vin Shuttle, ottima la prima per la manifestazione che domenica prossima replica in grande lungo le strade del paese anche le opere allegoriche tra Crocetto e Nogaré. E vediamo appunto alcuni carri allegorici che si sono intrattenuti sulle vie del comune di Sedico in occasione del Carnevale 2025, la prima giornata. Passiamo invece adesso allo sport, belle notizie per la provincia di Belluno. Cominciamo con la pallavolo Serie 3, Belluno non cede ed espugna San Giustino. Sandonà ha agganciato in vetta la classifica, i rinoceronti partono forte concedendo agli umbri e solo il secondo set. Ai playoff l'eventuale bella dei quarti sarà in casa. E adesso continuiamo sempre con lo sport bellunese. C'è un inserto dedicato all'economia che per questioni di tempo non possiamo leggere. Snowboard, Coppa del Mondo, Caffonta out nelle qualifiche, Dalmasso chiude sola nona. Pallavolo tornei provinciali, prima divisione, Alpago femminile e Castion maschile esultano nel derby. E adesso il calcio di Serie D, la Dolomiti sbanca Ciserano, il primato parla bellunese più 5, Parlato segna il gol del vantaggio nel bergamasco e nel finale raddoppia Diallo. Il Treviso ha perso anche a Mestre. Ancora sport, calcio di eccellenza, Cavarzano di misura sulla Giulia Sagittaria, la firma di De Cassan. Promozione, l'Alpago nega contro il Carlo e fa taglia alcune amnesie difensive. Calcio di prima categoria, lo Schiara esce alla distanza, paese travolto nella ripresa. Calcio di seconda categoria, big match, Alpe d'Avena, Feltrini a più 5 su tutti.
Dalla terza categoria l'Aurunzo passa ad Agordo e Consolle dal primato. Ancora calcio, in questo caso femminile, Bassani replica a Dal Corso pari per la Dolomiti. Calcio giovanile Under 19, la Dolomiti si riprende il secondo posto. Under 17, Elite pari nel derby fra Cavarzano e Dolomiti. Cambiamo sport, in questo caso il rugby. Il Feltre sbaglia troppo contro il Trento, la corsa per la promozione si complica. Basket, il Feltre, un tiro dalla vittoria, beffato l'extra time dal Resana. E ancora calcio, cross regionale, Trist Dassi con Colussi, Gerardini e De Lorenzi. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, invitandovi a rimanere sempre aggiornati visitando il sito dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, del proprio mensile Bellunesi nel Mondo, www.bellunesinelmondo.info. Buon proseguimento di giornata, come sempre in compagnia di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.